Aveva aperto le porte alla crisi societaria, dopo di lui quasi a ruota l'annuncio dell'abbandono dell'azionista di maggioranza Marcello Giavarini. La pausa di riflessione è però servita, l'addio almeno per Silvio Alessi resta in canne, per il momento ha deciso di restare al suo posto e spiega le ragioni che lo hanno spinto a non mollare. Nei giorni scorsi, scrive in una nota Silvio Alessi, che ringrazia e manifesta gratitudine e stima nei confronti di Giavarini, aveva annunciato le mie dimissioni per motivi personali. Pensavo che la mia avventura nell'Acragas fosse arrivata al capolinea e confidavo di lasciare le redini della società che avesse veramente a cuore le sorti del club, ma francamente la decisione di Giavarini mi ha spiazzato e sono stato costretto a rimandare la mia scelta in quanto per l'amore che nutro nei confronti dei colori bianco-azzurri non me la sento di lasciare tutto adesso. Dunque la mia volontà di rimanere al timone dell'Acragas può definirsi a termine, puntualizza Alessi, che poi aggiunge: ho deciso di rinviare la mia decisione di almeno 2 mesi per cercare di valutare bene il da farsi e risolvere alcune problematiche. Sono disponibile ad incontrare i nuovi imprenditori. Il mio obiettivo personale è quello di cercare di salvare questo titolo e questa società, cosa che ho già fatto in precedenza. Però questa volta non dipende solo da me. Da solo non potrei assolutamente continuare questa meravigliosa avventura. Pertanto prenderò in considerazione e verificherò nei prossimi giorni la possibilità di eventuali nuovi ingressi in società. Pertanto invito la classe imprenditoriale agrigentina a farsi avanti per il bene dell'Acragas. Al lavoro anche Peppino Tirri, a cui sarà affidato l'onere, fa sapere Alessi, di verificare anche lui la possibilità di avvicinare nuovi soci alla causa della società. Sul fronte squisitamente tecnico, il presidente afferma: rinnovo la fiducia all'allenatore Raffaele Di Napoli, che sta lavorando con dedizione e professionalità con il materiale umano che ha a disposizione. Il mio augurio è che a Caserta e successivamente in casa con il Cosenza la squadra possa invertire questa rotta negativa. In caso contrario, dalle prossime partite, tuona Alessi, saranno presi seri e definitivi provvedimenti e in prospettiva mercato, qualora l'assetto societario dovesse essere rafforzato con l'ingresso di nuovi imprenditori, Alessi promette: rafforzeremo la squadra con almeno 4 innesti che ci permetteranno di ottenere il nostro dichiarato obiettivo principale, che è la salvezza in Lega Pro.